Rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes. Siamo a Stevenà, il tempo ormai lo conosciamo, il tempo di Stevenà. Siamo in compagnia del nostro presidente Stefano Armelin. Presidente, ciao intanto. Pomeriggio di sport anche oggi, 3 ore, i tuoi ragazzi tutti sul percorso, solo ed esclusivamente con la voglia di preparare al meglio questo evento, questa 3 ore. Ciao Elio, buongiorno a tutti, siamo alla terza edizione della 3 ore di Stevenà. Quest'anno il tempo quel che è, purtroppo in tutta Italia sta facendo quello che vuole. D'altronde a donna e tempo non si comanda, come si dice. Tutti i biker sono pronti per questa nuova avventura, fangosa però sicuramente divertente per chi piace. I miei ragazzi sono sempre pronti come al solito. Devo ringraziare come al solito amministrazione comunale e tutti gli sponsor che vediamo qui alle mie spalle per il supporto che ogni anno ci danno. Avremo anche la gara dei bambini, lo ricordiamo più tardi, tempo permettendo, ma noi vorremmo che i nostri bambini potessero correre con noi. Hai detto giustamente i nostri sponsor, quelli non mancano mai. La macchina mi sembra perfetta, vuol dire che è un anno sabbatico, vogliamo fare una 3 ore per farla bene anche quest'anno. Ma sicuramente noi la nostra passione ce la mettiamo sempre nelle grandi e nelle piccole cose. Ci piace fare le cose fatte bene. Quest'anno è un anno di transizione, stiamo già pensando al 2017, però chissà, intanto viviamo questa avventura e poi il futuro salterà fuori da solo. Là in fondo i tuoi ragazzi stanno lavorando, gli ragazzi sono ancora sul percorso, tra un paio di minuti il briefing dei capitani, vuol dire che la macchina ormai è pronta per partire. Tutto pronto e buona gara a tutti. See the moon, oh, when you're looking at the sun. Not a fool, not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone. Oh, but when you're gone, when you're gone, when you're gone, oh, baby, all the lights go out. Thinking of that, baby, I was wrong, I was wrong, I was wrong. Come back to me, baby, we can work this out. Oh, baby, come on, let me get to know you. Just another
deito com Deus, me levanto, comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. Com Deus me deito, com Deus me levanto, comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. Com Deus me deito, com Deus me levanto, comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. Com Deus me deito, com Deus me levanto, comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. Com Deus me deito, com Deus me levanto, comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. Com Deus me deito, com Deus me levanto, comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. Ah, buono. That you are today, I'm yours, even if time has passed. Take me away from this impetuous world, leaving this jail of my mind. Come, baby, come, we show you the world today, today. Come, baby, come, we go off for your nightmares today. Come, baby, come, we love you forever today. Come, baby, come, we not let you go. My soul is in Africa with you, boy. Come, baby, come, we show you the world today. Come, baby, come, we go off for your nightmares today. Come, baby, come, we love you forever today. Come, baby, come, we not let you go. My soul is in Africa with you, boy. Today, looking at the stars on this diamond sky, giving you my smile so you can keep it on your mind.
your soul, you got your brain. See what you can do with your hands. Oh, now you feel it. Time to feel good about you. To take a good break. And oh, now you feel it. Peace inside your mind. Got to leave. Your own. If you feel like giving up, I'll make you feel at home. Oh, now you feel it. It's time to feel good about you. To take a good break. And oh, now you feel it. Peace inside your mind. You got to leave. Far from your home. Dai, ce la facciamo lo stesso. Dai che dopo la doccia passa tutto.
passing by, and they'll be wasting time, just waiting for new. And while they're chasing dogs, we'll be dancing in the dust, 'cause we're coming through. Whenever you need me, I'm behind. And I promise to take you up to the heights. When you feel you've had enough and you wasted all your love, I'll be here for you, here for you. When the dog has left his bone and you run away from home, I'll be here for you, here for you. Well, I'm here for you. I'm here for you. You. I'm here for you. Yeah, I'm here for you. You. And while they're on the ground, we'll be looking down, 'cause we found the truth. And the fire in our hearts will be blowing up the stars. Now we're coming through, yeah. Whenever you're feeling down inside, well, I promise to take you up to the heights. No, yeah, I'm here for you. No, and when you feel you've had enough and you wasted all your love, I'll be here for you. Well, I'm here for you. I'm here for you. You. I'm here for you. Bravissimo, bravissimo. Lucio, il meno giovane, io lo dico in modo più simpatico, ma sempre sorridente, con una maglia che mi fa un'invidia. Lucio, che bello! Ma noi abbiamo voluto onorare, se vogliamo dire così, questa manifestazione perché sappiamo, Stefano, l'impegno che ci mette con tutto il suo staff, e noi, come tu sai, cerchiamo sempre di fare le cose fatte al meglio. Poi chi c'è, chi non c'è, e cerchiamo sempre di rendere questa festa anche, diciamo, che ci sia anche un po' di presenza competitiva. La gara è andata via tranquilla, il fango è inequivocabile, però comunque si sapeva che era così, insomma, perché il percorso allestito bene, pericoli non ce n'erano, e è andato tutto bene, insomma. Che bene ti sta addosso questa maglia, Lucio, è proprio, sembra fatta per te. Ma sai, l'anno scorso abbiamo vinto l'Europeo a Finale Ligure, e Finale Ligure, per dire, c'erano 2500 partenti e ti giochi una 24 ore, non una 3 ore. Abbiamo vinto praticamente per qualcosa come 6 minuti in una 24 ore. Tu lo sai il percorso Finale Ligure com'è, cioè a fare un giro ci metti 35-40 minuti, è impegnativa. Abbiamo vinto l'Europeo, poi questa qua c'eri anche tu a Barbarano, e insomma ho fatto anche per dare a Stefano la soddisfazione di avere qualcosa di diverso, insomma. Una bellissima immagine, noi ci spostiamo dai tuoi compagni con il C, abbiamo Matteo Marcon. Quanto pesa un capitano? Ma hai detto prima, è il più vecchio ma è il più saggio. Sì, diciamo, ci ha guidato tutta la gara, come correre i primi giri, state attenti, il cambio, l'esperienza delle sue 24 ore sono maggiori delle nostre, sicuramente ne ha fatte ormai
non so quanti. No, quindi bene, bella gara, tutto bene. La vostra franchezza, la sua esperienza al servizio di una squadra, Eurovelo imbattibile, partiti in testa e chiuso misurando veramente il tempo. Sì, cioè, siamo partiti bene, poi abbiamo subito seguito le nostre solita tecnica di un giro a testa tutta, come ogni anno, e ci ha portato alla vittoria finale. Dimitri, chi è che andava più piano dei tre? Dimmi la verità perché i tempi ce li avete, sono sicuro. Capitano è andato più piano. Capitano andava più piano, ma con una maglia del genere aveva anche titolo, che bella... Non abbiamo neanche guardato i tempi perché con la squadra così siamo venuti qua per divertirsi e abbiamo fatto una bella festa. I complimenti per individualisti perché per loro è tanto più difficile secondo me. Abbiamo trovato un percorso molto duro, il Gran Fango, voi per fortuna ad ogni tornata potevate lavare la mountain bike, mi dicevi giustamente dei solitari che hanno dovuto fare il conto anche con quello. E infatti per quello faccio complimenti a tutti gli individualisti che hanno fatto questa gara. Bellissima vittoria del tuo team, Eurovelo ancora una volta sul gradino più alto del podio. Grazie, ci saremo tutti gli anni se facciamo questa gara qua. Grazie a voi per aver onorato al meglio la nostra gara, eccoli qua. Vogliamo l'applauso per i ragazzi del gruppo sportivo Eurovelo Cicli, Lucio Casagrande, Dimitri Parfimovic, Matteo Marcon, vincitori nella assoluta Team a 3. Allora Andrea, organizzatore ma oggi corridore. Sì, quest'anno è il primo anno su 6 che effettivamente corro il nostro percorso e devo dire che è veramente duro, poi vabbè, con le condizioni che sono oggi è particolarmente insidia la cosa, però è emozionante perché ti rendi conto che è una nostra creazione, è una cosa che tutti i ragazzi, 50 ragazzi del nostro team si impegnano quasi tutto l'anno per fare un evento del genere e io ne sono profondamente orgoglioso. Adesso si stava anche asciugando il percorso e cominciava a essere veramente divertente, anche se qualche pezzo a piedi era inevitabile. Speriamo che appunto tenga il tempo per domani, che avremo la prova di campionato regionale e cosa dire, divertimento anche domani e grazie a tutti. Prossimi impegni agonistici del team? Ma a dire il vero abbiamo una gara sociale a coppie che sarà la Pedalonga a Comelico e lì sarà la sfida diciamo dell'anno del nostro team che deve essere una cosa più goliardica perché ogni biker ha il proprio biker compagno ed è una cosa veramente bella che 50 persone abbiano con sé il proprio compagno di avventure e questa è una cosa che riempie veramente di orgoglio per chi organizza, per chi dedica tutto l'anno a creare eventi e cercare che il team funzioni sempre al meglio, che ci sia sempre entusiasmo. Grazie sempre comunque alla carica del nostro presidente Stefano che veramente ci mette il cuore e l'anima per quello che facciamo, per l'attività del nostro team. 2017. Organizzare gare è una cosa che è diventata sempre più impegnativa proprio per gli impegni che l'età, ognuno di noi comincia a affrontare nelle proprie tappe. È un bel punto di domanda e dobbiamo ancora ragionarci. Ovviamente quando vedi tanta gente, quando vedi la gente che si diverte, quando ci sono gli applausi durante l'evento ti emoziona sempre e ti viene già la carica e l'adrenalina per creare qualcosa dell'anno dopo. Certo che dopo però passa un po' questo entusiasmo e devi fare i conti effettivamente con le carte e con gli impegni che ognuno ha proprio di noi dal lavoro, la vita familiare e diventa sempre più difficile riuscire a riunire il gruppo per fare un evento come questo. Comunque nulla escluso insomma. Ciao a tutti. Massimo Gottardini riceve adesso qua proprio in diretta i complimenti dei suoi compagni d'avventura. Sei partito alla grande perché il primo giro eri leader assoluto. Se volevi andare dove sei arrivato? Bah, sì, sono partito forte perché volevo controllare poi tutti gli altri e quindi poi gestirmi di conseguenza senza dover rincorrere. Ho visto che potevo fare un ritmo abbastanza tranquillo, diciamo, e l'ho mantenuto regolare per tutti i giri senza prendere rischi inutili perché il percorso non era tecnico ma con quest'acqua l'è diventato. Raccontaci un po' del percorso mentre qua sta arrivando la vincitrice della categoria femminile assoluta Letizia Grottoli, eccola qua, la faremo schierare qua vicino a te e andremo anche con i nostri ragazzi di MTB Channel soprattutto a guardare le bici dei nostri ragazzi, guarda che condizioni sono mentre lì arriva il team solitari.
Dicevamo delle bici, tanto fango. Sì, tanto fango, mi sono fermato un paio di volte a lavarla e ringrazio anche quei poveri disgraziati che erano lì in coda a lavare la bici e mi hanno dato precedenza assoluta e mi hanno anche aiutato a lavare la bicicletta. Devo veramente ringraziarli perché qui la sportività veramente è il numero uno. Cioè, purtroppo io vengo dal Trentino e vedo che lì, sì, a dire la verità il livello è più alto, però la sportività manca, cioè è una cosa che veramente... Qui ho visto che la sportività è proprio, fa parte del carattere di tutti e questo mi fa piacere ed è bello correre in bici così. Grazie, allora al nostro amico Massimo che lasciamo magari scivolare, ci avviciniamo a Letizia Grottoli. Letizia, dammi un bacio, dai. Che coraggio! Un bacio e fagato, Letizia. Parlavamo della sportività, tu sei la regina della sportività, no? Oh, Madonna, no, qua, guarda, a me mi hanno lavato la bici... Mi davano buttoni su per le salite, mi tiravano su quando cadevo, guarda, veramente a livello organizzativo veramente tutti bravi, non posso che ringraziare tutti. Tu dalla strada sali in sella alla mountain bike, fango dappertutto eppure il risultato è sempre quello. Oh Dio, dai, ci proviamo. Bello il percorso, tanto fango quest'oggi, tanta fatica. Bellissimo, tanto fango, tanta fatica da provare con l'asciutto. E adesso ci dobbiamo concentrare perché tu non lo sai, ma al Pasta Party ci aspettano soprattutto voi ragazze per fare festa. Là avremo Pasta Party, riconsegna chip e il gran finale. Yes! Grazie! Ciao a te! Grazie a te e con Letizia Grottoli e con Massimo Gottardini immortalati questa bellissima immagine. The son of stone. I'm the son of stone. Monkey drops. Monkey drops. Monkey drops. Il tuo impegno merita il meglio. Ethic Sport, sempre un passo avanti. Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione.
Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero. Non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base alla antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever.